A Genova il pomeriggio è un po' cupo, però c'è una festa del calcio al Ferraris con i tifosi di Sampdoria e Verona insieme a proseguire il gemellaggio festeggiato in Piazza della Vittoria mangiando e bevendo insieme. In campo le squadre sono divise da 17 punti a favore dei veneti che sono terzi in classifica, 3 vittorie, un pareggio nelle ultime 4 partite, assenze importanti a centrocampo da ambo le parti. Alla Sampdoria manca Obiang, al Verona Taxidis, se entrambi sono squalificati vediamo le formazioni. Sampdoria con Romero in porta, in Di Berardi, Gastaldello, Rossini, Costa, a centrocampo Kristic, ai suoi fianchi Munari e Soriano, in attacco Antonio, Callancia, Pozzi ed Eder. Assetto speculare per il Verona, in porta c'è Raffaele, i difensori sono Cangi, Ceccarelli, Maietta e Scaglia. A centrocampo Esposito centrale, ai lati Russo a destra, Alton a sinistra, davanti Jorginho e i due attaccanti sono Ferrari e Gomez, l'arbitro Alvarez. Studio. Siamo all'altezza dell'asse centrale del campo. Scusa Raffa, Pozzi, 32esimo, Pozzi in gol, Sampdoria 1, Verona 0. Te. Meritato il gol della Sampdoria, Pozzi è andata alla conclusione da pochi passi, palla fra le gambe del portiere Raffaele, pallone che si è fermato lì e poi ha proseguito oltre la linea. È stata una iniziativa di Eder che da sinistra ha messo il pallone a 1 metro dal palo più lontano e lì c'era Pozzi dove doveva essere l'attaccante blu cerchiato. 10° gol in campionato, ha toccato di precisione, un pizzico di fortuna per lui perché Raffaele ha chiuso le gambe ma non abbastanza velocemente, il pallone si è fermato, abbiamo detto, e poi ha rotolato verso la porta. 1 minuto prima c'era stata una grandissima occasione ancora della Sampdoria costruita da Juan Antonio che era andato via sullo scatto, aveva visto da destra, aveva visto Eder alla sua sinistra, pallone per il numero 23 della Sampdoria che a sua volta aveva scambiato con Pozzi che aveva chiuso il triangolo e più o meno dalla stessa posizione da cui poi è venuto il gol di Pozzi. In quel caso Eder non era riuscito a concludere, si era attardata, aveva perso il passo e l'occasione. 30 secondi dopo, 40 secondi dopo, il gol del vantaggio blu cerchiato. 33 minuti e 40 secondi, Sampdoria 1, Verona 0, Padova. Naturalmente esplode lo stadio Adriatico. Scusa Monaco, qui c'è il raddoppio di Pozzi, 7 minuti, 30 secondi, Sampdoria 2, Verona 0. Qui siamo al 12esimo, la Sampdoria conduce per 2-0, doppietta di Pozzi, la seconda ha fatto discutere i giocatori del Verona che hanno invocato la posizione di fuorigioco dell'attaccante della Sampdoria. La posizione era un po' sospetta, poi rivista sul monitor ci sembra di poter dire che sia partito proprio perfettamente in linea, davvero i soliti millimetri che accendono le discussioni, uno scambio, un rimpallo con Juan Antonio, ha servito il pallone, ha liberato un'autostrada davanti a Pozzi che si è involato verso la porta di Raffaele, ha fatto 3 passi entrando da sinistra nell'area di rigore e sull'uscita del portiere lo ha trafitto in modo inesorabile. 11 gol per il giocatore, l'attaccante della Sampdoria che poi con Eder è andata vicinissima al terzo gol addirittura, ma lì è stato bravissimo Raffaele a alzare il pallone sopra la traversa. Il Verona prova a cambiare qualche cosa, fuori Esposito numero 4, in campo D'Alessandro numero 14 e 21 anni da gettare in questa partita che è diventata complicatissima per la squadra di Mandorlini. 13 minuti, 5 secondi, Sampdoria 2, Verona 0, Padova. In casa non vince dal 21 gennaio scorso. È finita la partita di Genova, Sampdoria 2, Verona 0. A te. D'accordo, non è